Qual è l'importanza di realizzare un festival del giornalismo a Verona nel 2021? Beh, intanto sono notizie alternative che arrivano, c'è un blocco da un punto di vista cittadino della gestione della stampa, della carta stampata e anche della comunicazione in generale. Qui è un discorso alternativo, c'è una libertà di espressione e ho visto anche il tipo di inviti che avete fatto che non prescindono da collocazioni politiche o ideologiche, e c'è la possibilità di un confronto che è la base della conoscenza, e la conoscenza è pane per i giornalisti. Oggi siamo sommersi dalle notizie, quindi la curiosità è tutta nel decriptare e non nell'andare a cercare. È esattamente l'opposto di come era prima, in definitiva. Ci vuole la capacità di leggere o di intravedere la notizia attraverso la massa enorme di notizie che ti assalgono, e quindi si tratta di scegliere il canale prioritario, il canale privilegiato, completamente diverso da una volta. Organizzare un evento come il Festival del giornalismo di Verona credo sia importante oggi più che mai, in un momento in cui il mondo dell'informazione sta cambiando, ci sono nuovi media che si affacciano e che ancora sono in parte sconosciuti alla maggior parte delle persone, quindi è importante riflettere e ragionare su quello che è il ruolo del giornalismo. La mia carriera è iniziata all'Università di Verona, quindi proprio qui vicino, durante un corso di giornalismo sportivo tenuto da Adalberto Scemma, che fu il primo che mi invitò a provarmi nella cronaca sportiva, e da lì iniziò tutto. Iniziai a scrivere per un'agenzia e ho seguito per molti anni sia l'Hellas che il Chievo qui a Verona.